Con l'incremento dei bagnanti sulle spiagge del litorale, tra turisti e pendolari, incuranti spesso di ogni precauzione per impedire la diffusione del coronavirus, l'ULSS 4 ha deciso di attivare un nuovo e specifico servizio anti-Covid che opererà a Caorle e Bibbione da questo fine settimana e fino al 27 settembre. La novità è stata presentata questa mattina sul piazzale del Santuario della Madonna dell'Angelo a Caorle, alla presenza del direttore generale Carlo Bramezza, del sindaco Luciano Striuli, del presidente di Caorle Spiaggia Francesco Perissinotto e del presidente di Castelmonte Onlus Giuseppe Possagnolo. L'importante nelle spiagge è mantenere il distanziamento, che è uno dei principi fondamentali per evitare il diffondersi del Covid. Abbiamo quindi messo a disposizione, assieme alla Castelmonte Onlus, che è la cooperativa che ci aiuta nel periodo estivo per i rafforzamenti dei servizi sanitari, 2 quad che possono stare sulle spiagge, e il personale che è a bordo, oltre che essere personale sanitario, quindi pronto a intervenire in caso di emergenze, sarà necessario per dire ai villeggianti, a chi sta in spiaggia, di non stare troppo vicini, perché appunto è pericoloso ai fini della diffusione del virus. Un ulteriore tassello che si aggiunge a quello della già grande varietà di servizi d'eccellenza a cui le spiagge del Veneto hanno abituato gli ospiti, e forse proprio grazie anche ai molti sforzi intrapresi per garantire la sicurezza sotto l'ombrellone, premiate con le tante presenze. Dalle 10 alle 22 di sera sarà sempre in attività, ed è il momento di collegamento e soprattutto di attenzione al distanziamento, ai bisogni di una sicurezza che quest'anno è diversa da quella dell'anno scorso. In questo momento poter avere degli strumenti ulteriori a supporto degli operatori dell'Arenile e della nostra polizia locale, la possibilità di garantire il rispetto delle regole, di controllare e monitorare il distanziamento tra le persone, e questo per la protezione di tutti, di ognuno di noi, è un elemento molto importante. Ormai l'offerta sanitaria già fa parte dell'offerta turistica di una destinazione, e a maggior ragione adesso che usciamo da un periodo come quello che era legato all'emergenza sanitaria. A condurre il mezzo sarà dunque un operatore sanitario che avrà il compito di verificare il corretto mantenimento del distanziamento fisico e in generale il rispetto delle misure anti-Covid-19 in collaborazione con gli operatori degli arenili e la polizia locale. Allo stesso modo l'operatore potrà anche effettuare interventi di primo soccorso attivando, se necessario, la rete dell'urgenza emergenza del SUEM. Possiamo dire che la spiaggia di Caorle è una spiaggia sicura. Abbiamo lavorato su 3 aspetti fondamentali: il distanziamento, la sanificazione e l'informazione. Distanziamento: abbiamo un sistema di prenotazione online e abbiamo ombrelloni molto spaziosi in arenile, percorsi e una serie di dispositivi che garantiscono la fruizione sicura degli spazi. Operiamo una sanificazione alla sera, al mattino e puntualmente a richiesta dell'ospite, e diamo informazioni grafiche, informazioni capillari, e tramite il personale di spiaggia un'assistenza ad ogni necessità o domanda.